dirigente nazionale del Partito Radicale, Rita Bernardini, intervenuta a Teleacras in occasione della presentazione dell'ultimo libro di Cuffaro, rilancia l'impegno politico del Partito Radicale sui temi connessi a giustizia, carcere e detenzione. Al nostro microfono. Le tematiche affrontate nel libro di Cuffaro, L'uomo è un mendicante che crede di essere un re, sono strettamente connesse alla battaglia probabilmente prioritaria che storicamente caratterizza maggiormente l'impegno politico del Partito Radicale, ossia le condizioni nelle carceri. La dirigente nazionale del Partito Radicale, Rita Bernardini. Ma più che delle carceri direi della giustizia in Italia. Perché non è solo un problema di diritti umani fondamentali nel momento in cui la persona è privata della libertà, è un problema di diritti umani fondamentali anche nel processo. E le condizioni della nostra giustizia, per questo ci battiamo da sempre, basti ricordare il caso Tortora, le condizioni della giustizia in Italia sono veramente fuori da ogni legalità. Dice, vabbè, lo dici tu. Non sarà vero. No, noi siamo stati da 30 anni condannati in sede europea per l'irragionevole durata dei processi. Oggi sulla Repubblica, su un quotidiano nazionale, troviamo la notizia per cui nel 2014, queste sono le rilevazioni, ci sono state 132.000 prescrizioni. Questo vuol dire che i processi sono troppo lunghi, vuol dire che quando il processo dura tanto vuol dire che la giustizia è negata, perché se anche c'è l'uomo del reato, la condanna, l'accertamento della verità non può avvenire in un tempo così lungo, tant'è vero che proprio l'articolo 6 della Convenzione dei diritti umani dice che i processi devono avere una durata ragionevole. In Italia questo non c'è, siamo condannati per questo, siamo condannati per le condizioni delle nostre carceri. Io quando sono stata deputata nella scorsa legislatura ho girato, allora erano 27, qualcuna è stata chiusa, le carceri in Sicilia, le ho girate tutte e più di una volta e le condizioni gridavano vendetta, voglio dire, ma per uno Stato che non riesce a rispettare la sua stessa legalità. E le persone private di ogni dignità, e questo non è possibile né per la nostra Costituzione, né per le nostre leggi, né per quello che prescrive l'Europa. È stata un'umiliazione come Stato italiano essere condannati per trattamenti inumani e degradanti. Qualcosa è migliorato, certo, ci sono meno detenuti nelle carceri, c'è un maggiore ricorso alle pene alternative, ma ancora c'è molta strada da fare per far recuperare la dignità ai detenuti? Io dico la dignità ad uno Stato di diritto. Ed è una questione di civiltà. Certamente. La civiltà di un paese si misura proprio dalle condizioni delle scuole, delle carceri. Le carceri sono un luogo opaco ancora e invece fanno parte della società. In fondo racchiudono il prodotto di quello che come società siamo in grado di produrre. Non dobbiamo sentirci i buoni e gli altri i cattivi, perché spesso i cattivi siamo noi che ci riteniamo buoni.